percorre 50 km e, a parte 500 prigionieri, sul Matayur praticamente riescono, assieme ad altri battaglioni, anche un battaglione bavarese e altri, circondano tutta la circonferenza del Matayur con tutti i soldati sopra, 9.000 prigionieri. I nostri italiani non è che si sono arresi così, come ha detto poi Cadorna in un comunicato ufficiale poi smentito dal governo. Un altro motivo dello sfondamento così facile è che Badoglio aveva dato degli ordini precisi: voi attaccate, sparate solo sul mio preciso ordine. I tedeschi e gli austriaci hanno tagliato le linee di comunicazione, gli ordini non arrivavano, qualcuno ha deciso di sua iniziativa di sparare, qualcuno non ha sparato, qualcuno era lì in trincea, gli sono arrivati 20-50 soldati austriaci sopra la trincea con i fucili puntati così e loro si sono arresi, che è ben diverso da fuggire vigliaccamente, come disse Cadorna nel suo comunicato. Da Tolmino risalgono anche i canaloni e vengono verso Tribil, verso il Monte Cum, arrivano fino a Ruchin, da lì vanno sul Monte Cum, prendono ovviamente l'artiglieria e poi ovviamente sono due battaglioni, uno scende verso Stregna, uno va verso Castelmonte, un combattimento sul Monte Spic, e un po' di resistenze ci sono ad Azida, ci sono a Purgessimo, sul Carcos, ci sono varie battaglie, ci sono anche a Remanzacco sparano, per dire, cioè qua la situazione era veramente, c'erano gli aerei decollavano da Oleis, da Santa Caterina e da Campoformico, c'era l'aviazione italiana, c'era l'aviazione tedesca che partiva da Santa Lucia di Tolmino, c'è stato un combattimento, poi nella mostra vedrete anche una foto di un aereo italiano che è stato abbattuto, anzi colpito sopra i cieli di Salonardo e inseguito e poi si è schiantato appena di là della Bansizza. Un bellissimo Caproni è un aereo, Caproni è la marca diciamo dell'aereo, ha tre timoni con la bandiera italiana e 2 eliche davanti con 4 persone a bordo. Questi qua non so se avete visto la prima diapositiva, la prima c'era quello con la bomba che lanciava giù, li lanciavano così. Le altre bombe non è che ne avevano una sola, le altre bombe ce le avevano sotto i piedi. Questi aerei erano di legno, cartone, se ti tiravano una mitragliata sotto i piedi era insomma, e poi non andavano alle velocità che vanno gli aerei adesso ovviamente, facevano i 150 all'ora, 180 all'ora, ma da terra riuscivi, ci sono vari aspetti, insomma diventa. Il 28 ottobre alle ore 13 arriva il comunicato di Cadorna, prende la decisione più difficile della sua vita. Lui deve far ritirare tutte le truppe, perché praticamente la maggior parte delle truppe sono addensate sul Carso, addossate sul Carso, e si rischia che sfondando lungo sta valle si rischia effettivamente di tagliarli fuori. Quella lì è la terza armata. Qua avevamo la seconda armata che viene sbaragliata, la terza armata dal pomeriggio comincia a evacuare. Arriva, sono 2 tenenti che si parlano, uno dice all'altro non dire niente a nessuno, ma sembra che il pomeriggio ci sia l'ordine di ritirarsi. Ritirarsi? Ma dove? Dove torniamo? A Visonzo? No, torniamo al tagliamento. L'altro gli dice, ma scusa, ma il tagliamento è in Italia. Era una cosa talmente assurda, perché conquistare Monte San Gabriele, una piccola montagnetta, quota 3,63 sul Carso, fare 8-10 km, sulla Bansizza hanno preso 10 km al massimo, era già una vittoria incredibile per i criteri del tempo della Prima Guerra Mondiale. Al tagliamento sono 100 km, dovevano tornare indietro dopo 2 anni e mezzo di guerra di 100 km. E comincia la ritirata di 100 km. E qua abbiamo il disastro, perché il disastro di Caporetto non sono stati morti, perché in questa 12ª battaglia di Caporetto i morti e feriti italiani sono 40.000 in tutto, 10.000 morti e 30.000 feriti italiani, che non sono tanti rispetto ai 280.000, 120.000 che abbiamo detto prima di tutte le altre battaglie. Difatti comando questi numeri, non è che mi interessasse. Il problema grosso sono i 300.000 soldati fatti prigionieri, quelli che erano qua, 300.000
era l'1% della popolazione italiana. E i 500.000 profughi, che sono i civili, che in fretta e furia, nonostante gli avvisi che mettevano fuori quei giorni, va tutto bene, state tranquilli, vedevano che gli ufficiali, il prete, il deputato caricavano tutto nelle macchine e loro caricavano nei carri, perché siamo tra 800 e 900, quindi cominciavano ad esserci le auto, e vedevano che andavano via e hanno cominciato ad andare via. Qua nelle Valli Natisone cosa è successo? Ci hanno sorpassato. Sono venuti giù i tedeschi e gli austriaci talmente velocemente, qualcuno mi ha detto, qualcuno è riuscito a scappare, ma si parla di 5, 10 persone, 20, non so, una cifra del genere. Sono tutti rimasti qua. Ci siamo ritrovati per un anno occupati, fino a gennaio dai tedeschi e poi fino alla fine della guerra dagli austriaci. La ritirata aveva nell'ordine di bruciare tutto, distruggere tutto, ovviamente, perché non possiamo lasciare al nemico i magazzini di cibo, di munizioni, quindi l'ordine è distruggere tutto. E mentre fanno la ritirata dal Carso, dove stanno mangiando male, le scatolette che già fanno schifo arrivano anche ogni 3 giorni addirittura. Ho visto foto di soldati austriaci che si autocostruivano delle trappole per prendere i topi per mangiare, pipistrelli, scoiattoli, tutto quello che c'era. Gli austriaci facevano veramente la fame, gli italiani un po' meno, arrivava poco, però effettivamente un po' di fame ce l'avevano anche gli italiani. E durante la ritirata arrivano in dei magazzini che sono pieni zeppi di cibo e devono dare fuoco a tutto. Dopo che hanno fatto la fame, allora quelli che possono si mettono nello zaino quello che riescono, si bevono una bottiglia, si attaccano 2 fiaschi al collo e comincia la ritirata, che diventerà non la ritirata della Terza Armata, ma la ritirata degli sbandati. C'è un nuovo termine che entra nel gergo giornalistico del tempo, sono gli sbandati, sono i soldati che hanno detto la guerra è persa, hanno buttato via il fucile, si sono strappati i gradi e hanno detto io vado a casa, la guerra è finita, l'abbiamo persa, chi se ne frega, io vado a casa. E comincia a incamminarsi una camminata fino al tagliamento di una settimana buona, poi anche il tagliamento, a un certo punto i tedeschi sfondano, i ponti sul tagliamento sono pochissimi, sfondano a nord, arriva la notizia che hanno sfondato, tra l'altro sul tagliamento un ponte dove tutti i profughi e tutti i soldati sono andati e si ritrova un imbuto. E poi a un certo punto il tenente dice no, qua il ponte va fatto saltare, fra 30 minuti si fa saltare e lì non si muove nessuno, tra 10 minuti, 5 minuti fanno esplodere il ponte con la gente sopra. Il disastro vero, aver fatto saltare il ponte di Ponte San Quirino, Ponte del Diavolo, ha dato fuoco a tutti i magazzini di Cividale, il Parco Buoi di San Giovanni, ad esempio a San Giovanni Natisone c'era il Parco Buoi, c'è il recinto, hai migliaia di buoi, non è che gli spari uno ad uno, sono chiusi nel recinto, butti benzina e dai da accendere. E così facevano. Ed è stata un'ecatombe anche per quello. Poi a un certo punto si tiravano dietro anche i cannoni, con i cavalli, con i muli. Poi a un certo punto arriva l'ordine, lasciate stare, andate avanti, lasciate stare i cannoni. E non è che liberavano i cavalli e i muli, buttavano nel fossato gli animali vivi con i carri e poi trovavano, chi passava dopo trovava il cavallo morto, ovviamente il soldato aveva fame, con il coltello tagliava un pezzo di carne e si mangiava almeno qualcosa. Qualcuno dice anche se il cavallo era vivo, ma insomma forse un po' una forzatura. E poi i soldati che tornavano indietro, italiani stiamo sempre parlando, quelli che non andavano nei magazzini, perché ovviamente ognuno pigliava la sua strada, se trovava un'osteria, un pollaio, un porcile, prendeva su tutto quello che poteva.
e i nostri civili, quelli della Bassa Friulana, sono riusciti a scappare in tanti. Il nonno rimaneva e diceva io non vado via, sto qua, e stava lì. I giovani, le coppie, i genitori, insomma quei bambini sono andati, i nostri friulani sono andati soprattutto in Toscana, sono stati accolti poi. E poi il tagliamento è saltato anche lì, ritirata tutti al Piave, famosa ritirata sul Piave, insomma. E si fa altri 50 km c'è una delle scene descritte, forse quella più pazzesca. Se c'è un deputato che se ne sta andando via in macchina e vede camminare sotto la pioggia, c'è questa donna scalza, diluvia, che meno male che diluvia poi, perché se diluvia non vengono gli aerei tedeschi a mitragliarti lungo le strade, se invece c'è del tempo vengono. Questa qua cammina, c'ha il bambino attaccato al seno, il bambino è morto già da giorni e questa ebetita cammina da giorni come se per ritirarsi. Una scena veramente, il bambino è già morto da ore, da giorni, non si sa, insomma questa è una storia che è stata riportata. Andiamo direttamente alla fine della guerra, lasciamo stare la riscossa del Piave, se no ci sarebbe da perderci un'altra ora. Alla fine saremo sul Piave, riusciremo a raccogliere questi sbandati, questi qua che hanno abbandonato, perché poi alla fine questi che non volevano più combattere si sono accorti, i generali ci sono ancora, i carabinieri che controllano i militari ci sono ancora, vengono presi tutti man mano, messi in dei campi, tutti assieme, vengono rivestiti, riorganizzati e rimessi in linea. Poi oggi ho saputo, parlando con un mio amico, ho saputo addirittura che c'era una divisione di soldati cecoslovacchi. Ho detto, ma come cecoslovacchi? Cecoslovacchi erano austro-ungarici, perché gli austro-ungarici avevano polacchi, cecoslovacchi, ungheresi, austriaci, croati, sloveni, insomma. E c'erano già questi sentimenti, l'impero austro-ungarico si stava sgretolando, si stavano aprendo queste autonomie di indipendenza, l'Ungheria voleva essere indipendente, la Cecoslovacchia voleva essere indipendente, la Polonia anche, e molti disertavano. La fortuna dell'Italia sul Piave sono stati sicuramente riorganizzare l'esercito, perché senza un esercito italiano non si faceva niente. Sono arrivati inglesi, francesi e nella primavera del 17 sono arrivati anche gli americani, che ci avevano riempito, tra l'altro i magazzini che abbiamo dato fuoco, ce li avevano riempiti di scatolette di salmone, ce n'erano tonnellate, tutto abbiamo dato fuoco, non arrivava poco e niente, tricea, si fermavano nelle mense dei generali. E sul Piave siamo stati fermi un anno, e sostanzialmente sì, perché dal 24 ottobre poi si va veramente al 24 ottobre del 1918, la battaglia di Vittorio Veneto. Però la guerra effettivamente stava finendo, perché insomma la Germania le stava prendendo in Francia, e si stavano un po' sgretolando questi equilibri, e il governo diceva all'esercito, fai qualcosa, perché se finisce la guerra e andiamo al tavolo delle trattative, ci ritroviamo che noi siamo semplicemente arretrati e se ci daranno il Veneto sarà già tanto. Perché il concetto era un po' quello, dovete fare un attacco, piuttosto perdetela, però attaccate, dovete attaccare. E poi alla fine riusciremo ad attaccare, lì gli italiani combatteranno, non che qua non abbiano combattuto, perché hanno combattuto, ma i tedeschi erano effettivamente forti, anche i francesi hanno avuto grossi problemi con i tedeschi, ne hanno prese tante. Insomma, al Piave siamo andati e effettivamente l'impero austro-ungarico si stava sgretolando, stavano disertando, gli ungheresi e i cecoslovacchi, le divisioni, si mettevano d'accordo, noi torniamo a casa, andiamo a farci il nostro Stato. Si sta formando un governo in Cecoslovacchia, in Ungheria, saremo indipendenti, noi questa guerra non la combattiamo più, perché poi ai polacchi di combattere in Italia non gliene fregava niente. Ai croati sì, perché qua effettivamente
contro gli italiani hanno